Buonasera e ben trovati amici dell'Hockey Pista e della Pharma Pumas Ancora. Questa sera i ragazzi di Mirko Bertolucci affronteranno il Prato per la seconda giornata del girone C di Coppa Italia. Passiamo alle formazioni. Io sono Paolo Lazzarini e alla regia Luis Carrieri, intanto ci presentiamo. Le formazioni dunque. Per la Pumas, Thomas McKinney in porta, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Paceco, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Nicola Spezzini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Gabriel Daltorione, allenatore Mirko Bertolucci. Per il Prato, Alessandro Vespi, Lorenzo Capuano, Oscar Barbani, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Lorenzo Magnai, Andrea Santoro, Jacopo Raggioli, Alberto Capuano, Lapo Barzi, allenatore Tommaso Bianchi. L'arbitro della serata della sezione di Novara, il signor Mele, dirigerà questa gara. Primo esordio stagionale dunque per i ragazzi di Mirko Bertolucci fra le mura domestiche. Sono reduci da una sconfitta per 4-2 in quel di Camaiore, partita mal giocata ma sempre attaccata al risultato la Pumas. Non c'è stata comunque la sperata rimonta. Partita sottotono, ha detto Mirko Bertolucci. Vedremo di rimediare questa sera. Intanto avvertiamo i telespettatori che verrà osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa del presidente della Federazione Golf. E l'urlo di rito, tutto pronto dunque. Il quintetto base del Prato vede Vespi in porta, Valdesi, Barbani e i fratelli Capuano. La Pumas invece schiera Thomas Mechini, Carrieri, vedo poi il neo acquisto Mora, Marchetti, ancora si vanno a schierare. E Pezzini. Minuto di silenzio dunque. E termina qua i minuti di silenzio in ricordo del presidente della Federazione Golf. Si può dunque dare inizio a questa seconda giornata di Coppa Italia Girone C. Sulla battuta il 21 Alberto Capuano. Ancora si attende lo schieramento fra i pali di Vespi che sta sistemando l'attrezzatura. Dunque Capuano sulla battuta, scambia con, se non erro, Baldesi, che lancia una staffilata deviata con il pattino da Pezzini, che può ripartire per i suoi, allarga per Marchetti sulla sinistra. Ancora Pezzini, gira tutto per Mora, ne acquisto dal Cile, lo ricordiamo. Ancora Marchetti incerto nel controllo, poi gira tutto al centro per Pezzini, ancora Marchetti e
al centro area c'è un recupero di Carrieri che ha insidiato per un attimo Vespi. Ancora finta di Mora, è una zona molto chiusa quella del Prato. Ancora Marchetti, finta di Pezzini, scarica per Marchetti, cerca la deviazione, un'ottima intuizione di Marchetti, era ben posizionato Carrieri ma non riesce a deviare in rete. Tanto Barbani viene messo giù ma può proseguire l'azione. Valdesi in possesso della pallina, scarica Capuano, ancora Capuano Alberto per Valdesi che poi va a perdere la pallina all'angolo a favore di Carrieri. Mora accentra la pallina per Pezzini, ancora Pezzini, Mora sulla sinistra, cerca il tiro, lo trova e scheggia il palo, ottima conclusione del cileno. Tanto c'è questa pressione di Marchetti su Valdesi, pressato, spara via la pallina, nulla di fatto per il Prato, può ripartire l'Ancora, la Pumas Ancora. Tanto Pezzini, Marchetti, Mora, si cerca un giro palla e lanci vincenti per Carrieri per cercare di bucare questo rombo pratese. Anche questo suggerimento in profondità per Carrieri è molto buono, la deviazione è stata alta. Pezzini cerca il tiro, finta, poi scarica Marchetti. Mora sulla destra, alza la testa, non ci sta il filtrante, ritorna su Pezzini. Ancora Marchetti. Pezzini. Chiede precisione nei passaggi, è bellissimo questo diagonale a tagliare la difesa di Marchetti che aveva smarcato Mora, che ha perso l'attimo per la conclusione. Poi riperde la pallina il Prato sulla ripartenza. Pezzini apre tutto per Mora, ancora Pezzini in posizione centrale. Mora tira, parata agevole di Vespi. Ancora Pezzini. Marchetti alza la testa, scarica su Pezzini. Pezzini cerca il tiro, poi scarica. Bellissimo il filtrante di Marchetti per Mora. Questi ribaltamenti di gioco hanno già propiziato due tiri insidiosissimi. Quest'ultimo di Mora ha scheggiato la traversa. È ficcante l'azione della Pumas in questa prima fase. È decisamente migliorata l'attacco alla zona rispetto anche all'anno scorso. Ancora Mora, tiro facile parata di Vespi. Poi c'è una caduta di Carrieri. Lamentano un fallo a centro area dalla panchina della Pumas. Sinceramente non sono stato in grado di vedere, c'erano giocatori davanti. Tanto Pezzini sulla battuta. Marchetti, Pezzini. Ancora Marchetti questa volta in posizione centrale, si dà il cambio con Pezzini. Incerto nel controllo, poi appoggia Pezzini. Ancora Marchetti. Sta affilata a cercare la deviazione. Risponde la difesa pratese con Valdesi. Filtrante per Carrieri. Fra una coltre di stecche Carrieri viene messo giù e si guadagna il rigore. Si guadagna il rigore sulla un fallo commesso da uno dei fratelli Capuano. Vado a vedere il numero che devo imparare ancora, il numero 3, si tratta di Lorenzo Capuano. Quindi prima occasione ghiotta per la Pumas, a dire il vero ci sono stati già due pali e qualche tiro nello specchio. Dicevamo, notevolmente migliorato l'attacco alla zona, più ficcante, ricco di soluzioni, di ribaltamenti di fronte, giocati di prima intenzione, che hanno impegnato Vespi a diversi interventi. Sono trascorsi circa 4 minuti. La Pumas c'è questa sera. Tanto Marchetti.
Si prepara Marchetti al rientro dopo una lunghissima sosta per un grave infortunio. Poi para Vespi, il rasoterra di Marchetti, Marchetti poi non riesce a batterlo in seconda istanza, riparte il Prato, anticipa Pezzini, grande supremazia nel possesso palla, non lascia respiro la manovra dei ragazzi di Mirko Bertolucci. C'è un 80% di possesso palla da parte della Pumas in questa prima fase. Marchetti sta affilata, pallina alta, sopra il 1,50 m. Riparte con Alberto Capuano che appoggia a Valdesi. Valdesi subisce la pressione, poi si libera dell'avversario, sta affilata diagonale rasoterra che non impensierisce Thomas McKinney, che poi devia la pallina al lato, sarà rimessa per il Prato. Capuano, Alberto sulla battuta. Lascia Valdesi, Valdesi alza la testa, cerca un filtrante, lo trova l'anticipo però di Marchetti che fa ripartire i suoi, poi scarico in questo contropiede su Carrieri che scheggia nuovamente la traversa. Si tratta del terzo legno, due pali, un palo e due traverse per la Pumas, porta stregata. Bellissima azione in transizione dei ragazzi di Mirko Bertolucci. La manovra è fluida e precisa, manca solo la rete. Pezzini, Marchetti, deviato il suo suggerimento per Mora. Mora risale, poi cerca di battere l'avversario sulla sponda, alza la testa, ci sta il passaggio per Pezzini che è anticipato dal numero 4 Barbani, poi recupera tutto la difesa viareggina. Marchetti scarica per Mora di prima intenzione, non riesce a cogliere lo specchio, il tiro è debole, poi scadono i secondi, 4, devia la pallina intanto Valdesi che riparte con i suoi, di sponda per Lorenzo Capuano, ancora Valdesi, si accentra, va al tiro a una mano, ottima questa conclusione però di molto al lato, si era ben smarcato Valdesi al limite dell'area e poi grande penetrazione, prima vera occasione pericolosa per la Pumas con Valdesi. Allora, Capuano in possesso della pallina, cerca in profondità Valdesi e cade, reclama il rigore, l'azione è dubbia, l'arbitro dice di no, proteste dalla panchina pratese. Tanto rasoterra a cercare di Carrieri che scarica per Pezzini, Pezzini non riesce a trovare il pertugio, poi scambia con Carrieri, può ripartire con Barbani il Prato. Barbani pressatissimo, apre su Capuano Lorenzo, poi Valdesi, Valdesi ancora per Barbani, poi Mora, tiro a cercare, suggerimento per Carrieri, anticipato. No, per Carrieri, per Marchetti, anzi, Marchetti, scusate. Poi subisce un contatto. Tanto Valdesi cerca di bruciare i tempi con questa azione, ma il fischio, con questa battuta, ma il fischio dell'arbitro non era ancora avvenuto. Tanto Barbani sulla battuta, Valdesi in profondità, non c'è niente da fare, anticipa Mora, sta affilata, parata con il guantone da Vespi, poi ancora azione di disturbo di Pezzini, recupera la pallina Mora, può ripartire intanto allora la Pumas con Marchetti che apre per Pezzini, tanto time out richiesto dalla panchina pratese, poi c'è questo filtrante per Carrieri che non riesce ad agganciare, impreciso a dire il vero il passaggio. Marchetti apre per Mora, sta affilata di Marchetti a cercare la deviazione di Carrieri
riparte Valdesi, alza la testa, subisce la pressione di Carrieri, serie di finte, scivola, Carrieri si impossessa della pallina, alza la testa, trova Pezzini a rimorchio, poi Pezzini cambia tutto per Marchetti, il tiro è debole, è agevole la parata di Vespi. Valdesi, pressato, spara in profondità e trova Mechini, tiro insidioso che ha rimbalzato alla corte di Mechini. Tanto Marchetti non ci sta il tiro. Mora nella propria metà pista, apre per Marchetti sulla destra, ancora Mora. Fraseggio a due, sempre Mora-Marchetti, poi finta di tiro, ancora Marchetti, è ancora disposta a zona la difesa del Prato, c'è questa deviazione intanto insidiosa di Carrieri, Marchetti scarica per Pezzini dal vertice dell'area di rigore, cerca il filtrante ma trova la difesa pratese. Mora chiede più velocità nel fraseggio Mirko Bertolucci. Ancora Mora, alza la testa, cambia tutto per Pezzini. Mora incerto nel controllo, perde l'attimo. Poi Marchetti in profondità sulla destra. Sta affilata di molto al lato di Mora intanto. Marchetti. Ancora a cercare la deviazione di Carrieri che in seconda istanza cerca di bucare Mora. Chiede poi una palla a due l'arbitro, mi sembra che si riprenderà con una palla a due per trattenuta del portiere. Ed è il primo time out per il Prato. Un avvio ricco di occasioni da gol non capitalizzate dalla Pumas. 3 legni, diversi tiri negli specchi ed un rigore non realizzati purtroppo, ma è viva la manovra dell'Ancora questa sera, della Pumas Ancora questa sera, a differenza di una gara di avvio stagione decisamente sottotono, disputata dagli uomini di Mirko Bertolucci in quel di Camaiore. Sottotono, ma tuttavia sempre agganciata il risultato. Ci sono state anche diverse occasioni per il pareggio, non capitalizzate, ma tutto sommato si può parlare di una Pumas disordinata in quella sede. Non così questa sera, manca solo la rete. Tanto la sirena dice che si può ripartire e c'è un nuovo innesto, si tratta di Olivieri. Quindi Olivieri al posto di Carrieri, chili e centimetri per la Pumas. Davvero imponente la fisicità del giovanissimo giocatore della Pumas. Intanto anticipa Barbani, cerca il filtrante, non lo trova per la grande interdizione di Marchetti che è vigile. Poi apre per Pezzini Marchetti. Marchetti per Pezzini ancora in posizione centrale Marchetti. Mora, un gioco a tre, finta di Mora, si cerca di rubare il tempo al rombo pratese, ci vuole velocità e passaggi di prima. Ancora Marchetti, Mora, ha il pertugio per servire Olivieri che riesce a concludere, ma c'è la parata di Vespi. Buona questa conclusione. Sì, sono importanti questi fraseggi veloci giocati di prima intenzione per cercare di prendere in controtempo la difesa a zona pratese. C'è una new entry anche per il Prato, andremo ora a vedere da listino giocatori, si tratta del numero 6 Benelli. Benelli che è entrato al posto di Alberto Capuano. Tanto Valdesi in possesso della pallina, si invola sulla sinistra, subisce la pressione di un ottimo Olivieri che è imperioso in fase di interdizione. Poi Mora perde l'attimo di superiorità numerica la Pumas purtroppo. Marchetti per Mora di prima intenzione, tiro strusciato e di molto a lato ed alto. Tanto Lorenzo Capuano sulla battuta.
per Valdesi, alza la testa Valdesi, dribbla Pezzini, si invola sulla sinistra, va avanti a una mano e subisce la pressione di Pezzini, giudicata fallosa. E con mestiere Valdesi si guadagna questo fallo. Tanto Capuano perde la pallina a favore di Pezzini, 2 contro 1, scarica per Marchetti che perde il tempo e l'aggancio con la pallina alla corte di Vespi, era tutto solo, azione non capitalizzata in quanto c'è questo lancio in profondità per il numero 6 Benelli, pressato all'angolo da Pezzini. Ancora pressing di Pezzini su Benelli, poi il raddoppio di Mora che riceve una pallinata in volto su una carambola Galeotta alla balaustra. Carambola sfortunata per Mora, niente di grave comunque, tanto l'arbitro chiede un po' di calma alla panchina della Pumas. Marchetti, e intanto entra Bigatti al posto di Pezzini, neo acquisto della Pumas, lodigiano, ultime 2 stagioni in quel di Matera. Ancora Mora per Marchetti, Bigatti di prima intenzione per Marchetti, poi Mora sempre sulla destra, Bigatti sulla sinistra, cerca il filtrante, capisce tutto Capuano, ma può ripartire la Pumas. Intanto non è cambiato il possesso palla, quindi 10 secondi alla fine del possesso, ma recupera la pallina il Prato, poi la perde a favore di Olivieri che è molto deciso su questi interventi difensivi. Tanto Mora, staffilata di molto a lato, Bigatti in posizione centrale, poi Mora, ancora Bigatti. È un gioco a 2 fra il cileno e il lodigiano. Raddoppio su Bigatti, scarico per Di Mora. Esce dal retroporta Marchetti, non ci sono soluzioni, bisogna andare al tiro. Mora dal vertice dell'area di rigore, dal vertice destro. La pallina ha impattato il giocatore pratese, o forse no, sembrava fosse stata la parata di Vespi sul tiro. Ma a terra il giocatore pratese, ho pensato una pallinata, ma il tiro era nello specchio, o almeno così mi è parso di vedere. Quindi infortunio per Valdesi, non so di quale natura, sia un contatto fisico o una pallinata, magari di rimbalzo, non so. È comunque pressante l'azione della Pumas che non lascia respiro sulle ripartenze pratesi. Da sottolineare anche in fase difensiva l'ottimo apporto di Olivieri, autore di diversi recuperi in questa fase. Ancora impressione su Valdesi, il tiro è debole, risponde con facilità Mechini, riparte Mora per Bigatti, ancora Mora. Lascia la pallina al neo entrato Cardelli. Mora, Cardelli in posizione centrale, gira tutto per Bigatti sulla destra, poi scarica su Mora. Cardelli, guarda se ci sta il filtrante e lo trova, trovando a centro area Olivieri che è difficoltoso nel controllo, poi c'è la new entry pratese, si tratta dell'11 Santoro che perde pallina a favore della Pumas. Marchetti, Cardelli, poi cambia tutto Mora ma intuisce tutto al contempo il numero 11 Santoro. Mora, Cardelli cerca la deviazione e la trova di Olivieri, sarebbe opportuno non lanciare stecche a caso, ci si può far male, sarebbe opportuno non lanciare inutilmente stecche a caso. Sono gesti che per quanto mi riguarda incomprensibili e ingiustificati. Tanto
Baldesi, poi le interdizioni su Capuano da parte di Bigatti, sbaglia l'appoggio ma recupera lo stesso il cileno Mora, alza e schiaccia da retroporta, interdice Vespi, poi in seconda istanza Olivieri che non trova lo specchio. Finta di Mora, poi Bigatti cerca il filtrante e lo trova, perde la precisione Olivieri che in mezzo all'area riesce a trovare molti spazi questo giovanissimo Olivieri. Poi serie di finte per Mora, scarico, apertura per Bigatti, filtrante ancora per Olivieri che non aggancia, ma è buona la manovra in questo senso da parte dei giocatori di Mirko Bertolucci. Riparte intanto Santoro per il Prato, poi Bigatti alza la testa, trova a centro area Olivieri che non aggancia, poi Mora recupera, si accentra, sta affilata e risposta col guantone da parte di Vespi. È ottimo l'intervento dell'estremo difensore pratese, riparte Santoro di sponda per Benelli che scivola, può recuperare agevolmente la pallina Bigatti. Apertura per Cardelli, Mora, Bigatti centrale, poi ancora Cardelli cerca il filtrante ma ritorna su Bigatti, ancora alza la testa, chiede precisione nei passaggi, bisogna essere veloci e giocare di prima intenzione per aprire la zona. È bellissimo questo filtrante per Olivieri, manca solo la rete a questa Pumas, manca solo la rete, tanto insidioso ancora il tiro di Bigatti di poco a lato, recupera Olivieri, appoggia per Cardelli, Mora, finta di tiro, Bigatti centrale, Mora, finta di Mora, Bigatti, cambia tutto per Cardelli, filtrante interdetto dalla difesa pratese, poi riparte Benelli ma è arcigna la difesa viareggina sulla ripartenza pratese. Bigatti, Mora, cambia tutto ma intuisce tutto Santoro, poi si impossessa della pallina, Olivieri riesce a concludere, tiro sul portiere, ma si fa veramente valere il giovane giocatore della Pumas in mezzo all'area, a fare a sportellate con i pratesi, poi alza e schiaccia di Mora, non riesce a concludere, riparte Benelli che perde pallina, Mora, poi va a commettere fallo su Mora Benelli, è il quarto fallo per la Pumas, ancora a 0 falli, per il quarto fallo per il Prato, ancora a 0 falli la Pumas che ha praticamente giocato tutta nella metà campo avversaria questa avvio di gara. C'è una percentuale di possesso fallo a favore della Pumas schiacciante. Manca la precisione sotto rete e anche un po' di fortuna. 3 legni o addirittura 4, non ricordo, ma insomma siamo sull'ordine di 3-4 pali. Non è dunque impenetrabile la zona del Prato, ma partita ancora in bilico. Poi quel passare di minuti ci si accorge che le reti possono mancare, è opportuno quantomeno chiudere in vantaggio questo primo tempo alla luce di questa supremazia sia territoriale che di occasioni di gol mostrata dalla Pumas. Intanto ingresso del numero 8 Magnai, nessuna sostituzione invece fra le file della Pumas. Mora, Marchetti che va in posizione centrale, ancora Mora sulla destra, alza la testa, scarica Marchetti, Marchetti si accentra ancora, scarica Mora, filtrante di Mora che si stampa sui pattini di Olivieri, riparte Benelli, pressato da Mora, poi c'è un parapiglia a metà pista, ne esce vincitore Santoro che poi si invola in porta e
conclude debolmente una mano e agevola la risposta di McKinney. Tanto Cardelli contropiede, Mora non aggancia, è impreciso l'appoggio di Cardelli. È opportuno la massima precisione in queste fasi di superiorità numerica. Staffilata di Mora. Cardelli per Bigatti. Bigatti risale su Cardelli. Mora, tiro al lato, recupera la pallina Bigatti che la accentra per Cardelli, staffilata alta sopra il 1,50 m di Cardelli. Si ripartirà dunque con una rimessa di seconda da parte del Prato. Magnai sulla battuta per Benelli. Staffilata di Benelli deviata da Olivieri. Tanto c'è il rimbalzo del tutto casuale di Benelli su Olivieri. Benelli era andato a cercare il contatto fisico visibilmente con Olivieri. Davvero imponente la fisicità del giovane giocatore della Pumas. Quindi è il primo fallo per la Pumas, ancora a 4 falli il Prato, risultato di 0-0 nonostante la grandinata di occasioni da gol non capitalizzata dalla Pumas. 7 minuti e 17 secondi al termine. Benelli, Valdesi anzi, scusate. Poi staffilata a cercare la deviazione di Santoro che non aggancia. Tanto Mora si invola sulla sinistra, tiro parato con i gambali da Vespi. Ancora Mora in seconda istanza su Vespi, risposta ancora con i gambali. Può ripartire Benelli che si invola sulla sinistra, fa azione di disturbo Cardelli, poi Santoro, raddoppio su Santoro. Parapiglia da cui esce vincitore Cardelli, apre su Mora. È opportuno trovare la via del gol prima della fine della prima metà. È impreciso Cardelli in questa fase. Poi c'è questo scivolone di Benelli. No, di Benelli, scusate, di Valdesi. Che cade un po' gratuitamente, quasi a cercare la diretta. Tanto ancora Valdesi sulla sinistra, sfrutta il blocco, poi Cardelli riparte per i suoi, fa ordine, appoggia a Mora. Ancora Cardelli in posizione centrale, Mora sulla destra. Mora staffilata, finta anzi, serie di finte, penetrazione di Mora, scarico, non c'è lo scarico invece. Ancora serie di finte nel retroporta, poi cambia tutto nella propria metà pista per Cardelli che ancora appoggia a Mora. Cardelli sulla sinistra per Bigatti, cerca il secondo palo, sul secondo palo Olivieri che non aggancia, è ottimo il fraseggio Veregino anche in questa fase, manca solo la stoccata finale. E ora era scaduto il tempo di possesso, quindi staffilata la profondità da parte del Prato, risponde McKinney che appoggia su Olivieri. Olivieri aspetta la discesa di Mora, serie di finte, decide di ragionare per Bigatti, poi ancora Mora sulla sinistra. Chiede velocità a Mirko Bertolucci nel giro palla, è importantissimo per cercare di prendere in controtempo la zona pratese. Tanto c'è una rotazione a 3, poi c'è questa staffilata in seconda istanza, la risposta al lato di Olivieri. Riparte il Prato con Santoro sulla destra, si accentra, già appoggia Valdesi che perde l'attimo per il tiro, fortunatamente per la Pumas, poi recupera la pallina da retroporta, appoggia al numero 6 Benelli sul secondo palo,
e al secondo tiro all'incirca là il Prato va in vantaggio e trova sguarnita la difesa da Regina a 4 minuti e 26 secondi dall'inizio del match. Risultato un po' bugiardo, ma tant'è, conta chi la tira dentro e la Pumas non è stato in grado di farlo, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione. Quindi servito sul secondo palo dopo l'uscita da retroporta Benelli, insacca per l'1-0 pratese. Questa è la dura legge dell'hockey. La partita comunque è ancora lunga e l'ottimo hockey sin qua disputato dai ragazzi di Mirko Bertolucci fa ben sperare per il proseguo. Nulla è perduto, c'è ancora più di un tempo da giocare. Per l'esattezza 29 minuti e mezzo. Si può ripartire con Olivieri sulla battuta. Mora sta affilata dalla distanza, non c'è deviazione né ribattuta sul portiere. Poi il tiro insidioso di Baldesi. È fuori, eh? Mano sul muso è rosso comunque, eh? È costretto a tirare fuori il rosso l'arbitro. È costretto al rosso. È incomprensibile. È incomprensibile il blu in questa occasione. È un gesto violento, passibile di rosso. È incomprensibile la decisione arbitrale. Gesto evidentemente violento, anche se non teso a far male. Non si può mettere la mano sul volto, schiaffeggiare l'avversario, altrimenti se questo è il metro è una risposta arbitrale del genere può indurre, non sanzionata, può innescare una rissa, è cosa da evitare. Davvero incomprensibile la scelta dell'arbitro e pericolosa per il proseguo della gara, molto pericolosa. Tanto c'è un blocco irregolare di Mora, blocco in movimento su Benelli. Si scaldano dunque gli animi in questo finale di primo tempo. Tanto Baldesi dribbla diversi giocatori, scarica per Benelli, ma è ottima l'interruzione di Mora. Poi Mora scarica per Bigatti che spara alto. Spara alto il diagonale di Bigatti e peccato. Intanto Mora, Marchetti, Bigatti. Esce Olivieri per Carrieri. Carrieri che va a schierarsi in profondità, intanto riparte Benelli. Ha sbagliato l'appoggio Mora che poi va caparbiamente e con grande classe a recuperare su Benelli. È 4 contro 2 e non riesce a capitalizzare neanche questo 4 contro 2 la Pumas. Staffilata di Marchetti. Poi Carrieri scivola malamente dal vertice destro, intanto la staffilata di Mora è rimessa a 2 per la Pumas. Ottimo l'intervento di Vespi.
Quindi 2 minuti e 50 alla fine di questa prima metà, 1-0 per il Prato, 5 falli commessi in qua dal Prato, e ad un fallo la Pumas. Partita che era nel completo controllo della Pumas fino a pochi minuti fa. Tanto vedremo se i ragazzi Mirko e Bertolucci riusciranno a stabilire una parità che sarebbe anche meritata in questi ultimi scampoli di gioco. Sarebbe fondamentale per il morale e per il risultato. Tanto deviazione alta, ma riparte la Pumas con Mora. Marchetti, Mora, porta il blocco Marchetti, lo sfrutta Mora e intuisce tutto il numero 8 Magnai, che poi serve il numero 4 Barbani, che in taglio insacca e porta sul 2-0 il Prato. Davvero finale col botto per il Prato questi ultimi minuti. È opportuno riprendere il bandolo della matassa e recuperare compostezza nel gioco, cercare di non rischiare più di tanto in difesa, perché poi la distanza può diventare importante se si continua così. Pezzini, Marchetti, serie di finte, staffilata di molto a lato, recupera, tanto Pezzini devia la pallina, poi Capuano in profondità per Barbani, Valdesi, staffilata di Valdesi deviata, ancora Capuano all'angolo, chiuso da Marchetti, poi c'è il raddoppio di Bigatti, scarica per Valdesi, Valdesi si invola sulla sinistra, filtrante ottimo per Capuano, poi Pezzini si invola sulla sinistra e scivola e decreta la chiara occasione da gol l'arbitro Mele, chiara occasione da gol, quindi fallo di squadra con chiara occasione da gol, non blu, a 1 minuto e 41 secondi diretta, che verrà battuta da Pezzini, anzi da Pezzini, che è lo stesso giocatore che ha subito il fallo. Anzi no, Pezzini lascia a Carrieri. Sarebbe importante accorciare le distanze anche per il morale. C'è stato un break negativo che ha decisamente un po' rammollito questa Pumas. Carrieri avanza, serie di finte, poi cerca di battere dalla parte della stecca Valdesi, che però fa ottima guardia. A 2, ingaggio a 2 per la trattenuta di Valdesi. Bigatti, Marchetti, Pezzini, ancora Marchetti, Bigatti sulla destra, Bigatti in penetrazione, cerca il secondo palo ma sbaglia tutto, trova la pallina Pezzini, Bigatti, poi staffilata deviata di Marchetti, 56 secondi alla fine della prima metà, risultato ancora di 2-0, a 5 falli il Prato, ad un fallo la Pumas.
Poi Capuano servito sulla sponda, intuisce tutto Bigatti che si impossessa della pallina e va a pressare Capuano alla balaustra. C'è il gioco da terra di Capuano. Tanto Bigatti cambia tutto per Pezzini sulla destra, ha il Pertugio Pizzini ma perde il tempo. Ancora Bigatti. Poi sta affilata, serie di rimpalli, Carrieri recupera la pallina, appoggia a Marchetti, cambia tutto Marchetti per Pezzini. Poi Marchetti in posizione centrale, serie di finte, risponde, Valdesi poi di rovescio, in volée, Bigatti non riesce a concludere. Poi non aggancia fortunatamente per la Pumas Capuano. Lancio per Carrieri che subisce fallo. Ed è il sesto fallo di squadra. Sesto fallo di squadra. Sesto fallo. Ragazzi, ma segniamoli i falli, eh. È il sesto, eh. Ah, vabbè. Hai ragione, sì. E la sirena dice che può chiudersi qua. Questo Pumas ancora Prato con questo primo tempo che si chiude sul 2-0, un break fulmineo del Prato negli ultimi minuti del primo tempo ha allungato le distanze nonostante una grande supremazia di gioco e di occasioni espressa dai ragazzi di Mirko Bertolucci. Ci risentiamo a fra poco per il secondo tempo. Da Aldorando Preti è tutto per ora.
Ben ritrovati amici dell'Hockey Pista per questa seconda metà della seconda giornata di Coppa Italia Girone C. Pumas Ancora Hockey Prato. Conduce il Prato per 2-0, un break fulmineo degli ospiti, dicevamo, negli ultimi minuti del primo tempo, che ha un po' scoraggiato i ragazzi di Mirko Bertolucci, padroni della partita per circa 22 minuti. Ma c'è ancora tutto un tempo da giocare. Vedremo quali sono le contromisure prese da mister Bertolucci per cercare di bucare definitivamente il Romo Pratese. Una zona non serratissima che comunque ha consentito ai ragazzi di Mirko Bertolucci di presentarsi diverse volte alla Corte di Vespi. È mancato solo il gol. Vedremo se ci sarà una Pumas più precisa sotto rete in questa seconda metà. Marchetti. Mora. Ancora Marchetti, appoggia Pezzini sulla sinistra. Marchetti, finta la staffilata, poi serve Mora sulla destra. Ancora Marchetti in posizione centrale. È serratissima la zona del Prato, poi staffilata, risponde agevolmente Vespi, estremo difensore del Prato. Bellissimo diagonale a smarcare Pezzini, che poi non trova la via della rete. Ancora Marchetti incerto nel controllo, scarica a Mora, c'è il pertugio, si invola Mora, poi cerca un lob sul secondo palo, ma la pallina va dall'altra parte della sponda e finisce al di sopra dell'1,50. Tanto Valdesi in profondità per il numero 21 Capuano, che cambia tutto per il fratello, poi scivola sulla interdizione Carrieri, richiamano il gioco da terra in area i giocatori del Prato. Mora, Marchetti, ancora Mora, c'è un fraseggio a due, poi si cambia tutto per Pezzini. Sta affilata la distanza, risponde Vespi, poi palo, l'ennesimo di Mora, palo a portiere battuto. È sfortunata la Pumas, è il quarto palo, il quarto legno, una traversa e tre legni, anzi due traverse e due legni. Tanto Pezzini dribbla, poi scivola e reclama l'aggancio l'arbitro. Ha visto un aggancio, quindi c'è l'espulsione per Lorenzo Capuano. È avvenuto tutto molto in velocità, gancio contro gancio e atterramento da parte del giocatore del Prato. Mora sulla battuta della massima punizione, ed è la terza massima punizione, se non erro. Sin qua falliti i primi due tentativi fra rigore e tiro di prima. Oscar Mora, cileno, nuovo acquisto della Pumas, sulla battuta. Avanza, finta di staffilata, poi cerca di beffare il portiere sulla destra, ma fallisce la zampata finale Mora, non riesce ad alzare la pallina. Sarà un ingaggio a due fra Mora e Capuano, e Valdesi anzi. Carrieri risale con Marchetti sulla destra per Pezzini, ha il pertugio, fa un rischiosissimo passaggio in orizzontale, poi ancora Pezzini, superiorità numerica, 3 contro 2, e poi ancora di prima intenzione Mora, risponde con il guantone, un ottimo Vespi. Ottima la parata di Vespi, un po' centrale a dire il vero la conclusione di Mora, si può fare di meglio. Poi
recupera la pallina Carrieri. Chiede ordine Mirko Bertolucci dalla panchina. Pezzini, Marchetti, porta il blocco, Pezzini lo sfrutta, Marchetti scarica per Carrieri, si accenta Carrieri, poi secondo palo per Mora in discesa, ma perde l'attimo, era buono il fraseggio Viareggino. Staffilata la distanza al lato, recupera la pallina Mora. Marchetti in profondità per Carrieri che si accentra, trova il Pertugio e batte Vespi, un incolpevole Vespi, praticamente da posizione quasi frontale, un po' sguarnita la difesa in quella zona dell'area, ma è ottima l'azione offensiva di Carrieri che questa volta non fallisce per l'1-2 dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Sono trascorsi intanto 3 minuti, 5 falli per la Pumas, a 2 falli gli ospiti del Prato e 21-19 lui ha detto 6, non 5. Lo sai che stanno 6 falli. La televisione danno 6 falli. Siamo qua con il secondo arbitro. sembra che ci sia una discrepanza fra ciò che è stato registrato in Lega e il numero di falli invece ravvisati e indicati dal banco. I falli sono 5 degli ospiti, dei locali, anzi, dell'Ancora, e non 6, come indicato dai siti della Lega. Intanto Valdesi scarica Alberto Capuano che cerca il numero 4 in profondità Barbani, ma intuisce tutta la difesa della Pumas. Riparte intanto Valdesi per numero 8 Magnai, numero anzi 4 Barbani, scusate. Poi c'è gioco da terra da parte di Marchetti su Pezzini. Pezzini. Mora non trova spazio, quindi torna centrale su Marchetti, poi Pezzini sulla sinistra. Mora il tiro adesso, lo trova e risponde ottimamente con i gambali Vespi. Recupera la pallina Alberto Capuano per i suoi. Poi c'è un blocco irregolare su Carrieri, l'arbitro dice che si può continuare. Alberto Capuano sulla destra ancora Capuano al chiuso all'angolo a 2 Viareggini, torna su il numero 8 Magnai. Magnai si invola a sua volta sulla destra, riceve la steccata di Mora. Ed è il sesto fallo per la Pumas. Alberto Capuano gioca per Valdesi in discesa dalla sinistra, subisce la pressione di Marchetti, poi scivola, Marchetti apre sulla sinistra per Mora, ancora Marchetti sul centropista. Mora, solito fraseggio a 2 fra Mora e Marchetti, poi si cambia tutto con Pezzini sulla sinistra. Pezzini cerca il filtrante, poi perde la pallina a favore del numero 8 Magnai. Magnai cerca a sua volta Capuano, ma fa buona guardia Mora, rientro. Marchetti serie di finte, poi non riesce a concludere, scivola. Pezzini chiede ordine alla panchina. Mora, serie di finte, Marchetti, Pezzini sulla sinistra. Staffilata di Marchetti, recupera la pallina nel retroporta Mora. Torna su Marchetti in posizione centrale, porta il blocco, Mora non lo sfrutta Marchetti. Poi scarico su Mora che è tutto solo e cicca il controllo, è importantissimo
cercare la precisione nei passaggi e nei controlli con questa zona. Poi parte il numero 4 Barbani sulla destra, staffilata che va al lato. Poi Marchetti, serie di finte, si invola sulla sinistra, finta il tiro, va a girare nell'retroporta, risale con Pezzini che consegna a sua volta la pallina a Marchetti. Si può ripartire intanto sulla destra con Mora, cerca il secondo palo di Carrieri, in ritardo sulla deviazione il centrale di area di rigore di Viareggino. Blocco di Mora, non lo sfrutta Marchetti. 10 secondi alla fine dell'azione e ha una coltre di giocatori davanti Vespi e non poteva vedere la pallina, e quindi Mora dalla distanza beffa Vespi per il pareggio dei padroni di casa. Gol cercato, ha trovato il pertugio Vespi e sfruttato la poca visuale dell'estremo difensore pratese. Tanto Baldesi perde la pallina, se ne impossessa Mora ancora si ferma, ragiona e poi Pezzini cambia tutto per Marchetti sulla sinistra. Ancora Mora, finta di tiro, porta il blocco, sotto gamba per Morra che trova i pattini del numero 8 Magnai, che poi serve con un passaggio che va sopra il 1,50 m il compagno. Si scusa intanto con l'arbitro per questo suggerimento sbagliato. Tanto c'è un cambio nelle fine della Pumas, entra Olivieri, esce Carrieri. Marchetti porta il blocco, Pezzini, tiro è alto, deviato quello di Marchetti. E ancora la Pumas ha una discreta supremazia del possesso in questa fase di gioco, questa volta capitalizzata con 2 reti dall'inizio della seconda metà. Staffilata ancora, che prende nella testa il numero 8 Magnai. Forse prima ha preso la stecca, poi la testa, perché si è sentito il rumore dell'impatto della stecca, poi la pallina è carambolata sulla testa dello stesso Magnai, fortunatamente a velocità rallentata rispetto a quello che era il tiro iniziale. Sì. Ghiaccio per il ragazzo, chiede Magnai, che è prontamente portato dal medico. Marchetti porta il blocco, Pezzini, rasoterra di Marchetti, poi cerca un tiro al volo Olivieri, poi c'è un fallo, un blocco irregolare su Marchetti da parte di Benelli, si stava involando a rete Baldesi. Pezzini, Morra sulla destra, serie di finte, poi retropassaggio per Marchetti. Pezzini porta il blocco, staffilata di Marchetti, poi sulla ribattuta cerca un tiro a una mano Olivieri, ma lo trova invece Pezzini e agevola la risposta di Vespi. Mora per Marchetti, poi Pezzini, ancora Marchetti in posizione centrale come di consueto, cerca di prendere in controtempo la difesa pratese con questi rapidi ribaltamenti di fronte e tiri dalla distanza
per cercare la deviazione di Olivieri, messo a centro area a sfruttare tutta la sua fisicità. Tanto ingaggia 2, Pezzini, anzi no, la pallina non riesce a stare sulla mattonella del vertice. Tanto recupera la pallina l'Ancora, la Pumas Ancora per Mora, incerto nel controllo. Poi Pezzini, Marchetti, serie di finte, staffilata dalla distanza, deviata da Capuano, recupera la pallina Olivieri, cerca di liberarsi della difesa Olivieri e poi serve ottimamente Mora che tira alto, spara alto, colpevolmente, tutto solo. Poteva decisamente fare qualcosa di meglio alla corte di Vespi. Poi queste occasioni vengono a mancare man mano che passano i minuti. Sono reti che mancano, reti potenziali che mancano. Intanto Mora scarica per Pezzini, rasoterra di Pezzini, dice no con i gambali Vespi, era debole il rasoterra di Pezzini. Tanto Lorenzo Capuano in possesso della pallina a centropista, subisce la pressione di Olivieri che costringe all'antigioco la formazione pratese. Staffilata dalla distanza violentissima di Mora, poi scivola Capuano, recupera la pallina Olivieri, scarico per Pezzini che insacca in taglio tutto solo nell'area di rigore. È caparbio Olivieri e un po' decisamente assonnata la difesa del Prato in questa fase, ma ci crede fino in fondo il giovanissimo Olivieri e serve al bacio in taglio Pezzini per il 3-2. Positiva la prestazione di Olivieri in questa fase. Tanto Valdesi che trova il pertugio, probabilmente la pallina passa sul primo palo, non sembrava essere passata sul secondo palo. Valdesi trova un diagonale del pareggio del 3-3. Non sembrava ci fossero pertugi e invece la pallina è stata insaccata. Non so se sul primo o sul secondo. Mora. Quindi 3-3, ristabilita la parità. Cincisca con la pallina intanto Marchetti. Mora. Serie di finte, si invola sulla destra. Va a girare retroporta, serve Pezzini, rasoterra insidioso, poi sulla respinta Olivieri, Benelli intanto sulla sinistra, serve Capuano sulla destra, subisce la pressione di Marchetti, Capuano, poi ancora per Benelli, pressato a sua volta da Pezzini, cicca il controllo Capuano e va oltre il termine dei 5 secondi la formazione pratese. 14 minuti e 39 secondi alla fine del match, 6 falli per la Pumas, 3 per il Prato, risultato di 3-3, un vantaggio che è durato circa 4 secondi, quello della Pumas, dopo lunghissime fasi di possesso e molte occasioni create. 3 tiri, 3 gol. O quasi. Molto cinica la formazione pratese in questo senso. Ha sfruttato tutto ciò che è riuscita a capitalizzare.
tanto recupero di Pezzini che fa azione di disturbo, ma Barbani recupera e va a girare retroporta, serve Capuano che si invola nel centro, poi sta affilata dalla distanza, esce vincitore dall'ingaggio Bigatti, poi si fa ciccare la pallina da Valdesi, 3 contro 2 per il Prato, scarico per Benelli a centro area e cicca questa ghiotta occasione il Prato, poi Bigatti si accentra, tiro accompagnato fuori, poteva fare qualcosa di meglio il giocatore lodigiano, era tutto solo e c'era specchio, subisce intanto fallo Mora, scarica per Bigatti, raso terra di Bigatti insidioso, risponde con il guanto Vespi, poi fa ripartire i suoi Olivieri. Morra per entra Carrieri al posto di Olivieri, tiro respinto, Olivieri sulla ribattuta, va all'angolo a lottare con Capuano, esce vincitore dall'ingaggio, si accentra, poi serve ottimamente Morra, Caparbio Carrieri, poi c'è questa pallina che si alza, lamenta un colpo al volto sicuramente involontario sull'alza e schiaccia. Valdesi lamenta un colpo al volto sull'alza e schiaccia di Bigatti. Tanto ci sono 2 cambi, escono, anzi un cambio, esce, non esce nessuno nella fine della Pumas. Ancora a terra il giocatore pratese. Non riesce a tenere il risultato la Pumas, nonostante i larghi possessi. Dall'altra parte abbiamo un Prato cinico che ha sfruttato quasi tutto quello che ha creato con le ripartenze. Tanto Capuano si alza e lamenta un colpo alla gola probabilmente sull'alza e schiaccia, ha qualche difficoltà nella respirazione comprensibilmente. Un colpo alla trachea rimediato da Valdesi, staffilata di Capuano dalla distanza che trova il numero 11 Santoro, poi Capuano ancora a cercare le azioni di Benelli, Mora, Morra per Pezzini, Bigatti riceve la pallina all'angolo, ancora Bigatti in posizione angolata, taglia con un ottimo passaggio in orizzontale a cambiare tutto per Pezzini, non c'è ancora il Pertugio e poi Morra dalla distanza ancora trova il Pertugio, è ottima la transizione da un lato all'altro della pista della Pumas che apre le maglie a favore del tiro di Morra dalla distanza ancora una volta per il 4-3. Speriamo questa volta di essere più concentrati nel gestire il vantaggio, cosa che non è avvenuta pochi minuti fa per il 3-2, subito recuperato dai giocatori del Prato. Intanto si pulisce la pista. Benelli per il numero 8 Momagnai, poi lancia in profondità, recupera Carrieri, apre per Mora sulla destra,
poi in profondità per Bigatti, ancora sulla destra, Mora, Pezzini, ora Pezzini, Bigatti in posizione angolata, ancora Mora, finta la staffilata, scarica Pezzini, Bigatti ancora, Cincisca con la pallina, poi ancora Mora. È opportuno anche fare attenzione sui contropiedi eventuali quando ci sono le ripartenze che sono costati la rete del 3-3. Poi staffilata di Carrieri al lato, Capuano di sponda per Benelli, Benelli si invola sulla destra, si ferma, fa inversione, torna su, taglio di Santoro, non ci sta il passaggio, tanto tiro dalla distanza di Magnai, deviato. Carrieri in discesa e capisce tutto Capuano che riparte per i suoi. È 2 contro 2 non sfruttato al meglio, poi c'è questo tiro respinto sul primo palo da Mechini. Tanto esce Magnai, entra Benelli, è entrato dall'ultimo infortunio alla trachea, quindi ci tranquillizza Benelli sulla sua situazione. Ha subito un brutto colpo, bello questo dai e vai Santoro Capuano che però non va a buon fine. Mora cerca il filtrante nel retroporta per Carrieri che ritorna su. Bigatti. E c'è una palla contesa nel mezzo all'area, prima Bigatti, poi Carrieri, riparte intanto un 3 contro 2 il Prato, recupero intanto su Valdesi, ottimo Bigatti e poi Carrieri si impossessa sulla pallina. È opportuno stare attenti a questi tiri dalla distanza che contro la zona possono essere forieri di pericolosi contropiedi. A 10 minuti dalla fine è meglio non forzare situazioni che possono creare superiorità in contropiede per il Prato. La zona è appunto una difesa che è molto utile per creare pericolose ripartenze. Tanto ancora la ripartenza pratese spenta sul nascere da Marchetti, poi c'è questo filtrante che non va a buon fine. Bigatti fraseggia con Marchetti, poi Mora, staffilata di Mora centrale, recupera Valdesi, poi in seconda istanza il tiro di Santoro, contropiede 2 contro 1 e a rimorchio, anzi 3 contro 2 non sfruttato da Carrieri. Poi Capuano, è bellissimo l'intervento di Mora che però a secondo la panchina del Prato aveva commesso gioco da terra in questo recupero. Reclama il gioco da terra su questo recupero di Mora, forse non ha neanche tutti i torti l'allenatore Bianchi. Mora, Marchetti, Bigatti, ci stava il tiro, decide di non tirare. Ancora Marchetti, tiro deviato, bisogna rientrare con velocità, cercare di essere vigili sulle ripartenze pratesi. Tanto esce Oscar Mora, entra Pezzini, tanto poi c'è un fraseggio Bigatti, Carrieri nel retroporta. Marchetti, poggia Bigatti, ancora questo giro palla a 3 fra Bigatti, Pezzini e Marchetti. Incerto nel controllo Marchetti, mancano 5 secondi alla fine dell'azione, staffilata, deviata da Valdesi che scivola e poi propizia ghiotta occasione per la Pumas.
6 minuti e 42 secondi, tutti da gestire per la Pumas. 6 falli la Pumas, a 4 il Prato. Risultato di 4-3. Partita ostica per il modulo difensivo scelto dalla formazione pratese, che crea sempre qualche problema, anche se le occasioni ci sono decisamente state. È mancato non tanto il gioco quanto magari la precisione in momenti decisivi, ma con un po' di fatica è riuscita a passare in vantaggio la Pumas. Vedremo come andrà di qui a 6 minuti e 41 secondi alla fine del match la gestione della gara da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Poi sta affilata dalla distanza nel nulla di Capuano, piroetta di giravolta di Pezzini che ha a smarcare Marchetti. Bigatti può anche decidere di non forzare la Pumas a questo punto e portare l'azione al limite dei 45 secondi. Sarà a questo punto il Prato a dover venire fuori per cercare di recuperare. Potrebbe essere una strategia valida, rischiare il meno possibile e andare a colpo sicuro. Deviato questo invitante passaggio in diagonale per Bigatti, riparte Baldesi, scambia con Capuano, Lorenzo, poi il numero 4 Barbani che perde la pallina a favore di Pezzini. Sta filata di Pezzini che si stampa all'incrocio, bellissimo questo tiro incrociato di Pezzini su cui nulla può Vespi, non l'ha neanche visto partire a quanto pare, perché non è riuscito neanche a muovere né casco né gomito come si osa di consueto fare per togliere la pallina dall'incrocio. Fulminea e precisa l'azione di Pezzini. 6-4, mette al sicuro il risultato Pezzini. 5 minuti e 35 da giocare, che sono comunque un'eternità nell'hockey pista. Ora sì, è veramente opportuno rischiare il meno possibile, andare lunghi sui possessi e cercare di difendere la difesa schierata senza correre grossi rischi. Tanto Capuano scambia con il numero 4 Barbani, ma poi perdono la pallina entrambi. Pezzini. Bigatti lascia la pallina a Marchetti. Chiede lo stesso Mirko Bertolucci di giocare al limite dei 45 su un 2-0, praticamente su un parziale di 2-0. È l'unica cosa da fare. Sbaglia il passaggio colpevolmente Bigatti. Poi c'è questo filtrante interdetto fortunatamente da Marchetti. Tanto scivola Pezzini, sposta la porta. Ancora Pezzini recupera la pallina sulla sponda sinistra. Bisogna andare a colpo sicuro, non cercare passaggi difficili, ma portare la pallina e l'azione sul limite dei 45 secondi. Poi di sponda intanto per Carrieri. Pezzini cambia tutto per Marchetti. Guarnita e si avvicina pericolosamente per 4-5. Si avvicina pericolosamente la formazione pratese. Per il 4-5. 3 minuti e 49 secondi, tutti da giocare. Pezzini, Marchetti. Mora sulla destra, ancora Pezzini al centro, anche Marchetti al centro, triplice difesa su intanto c'è questo fallo di squadra su cui i giocatori del Prato reclamavano il blu.
cui Valdesi ha accentuato. Ancora Valdesi, si porta via più avversari, si invola sulla destra, si ferma, ragiona, scambia con il compagno Barbani, poi ancora subisce fallo, è l'8º, si avvicina pericolosamente al 10º fallo la Pumas, è opportuno difendere con ordine, aiutare nei raddoppi e cercare di non andare a cacciare la pallina più di tanto. Capuano, Lorenzo e Valdesi sulla battuta. Lob di Valdesi, non trova nessuno, riparte Marchetti, 2 contro 2, decide di ragionare, andare a girare in retroporta Marchetti, poi sbaglia l'appoggio a Mora. Capuano sulla battuta, indica il punto giusto da cui battere l'arbitro Mele. Capuano intanto, filtrante, deviato, intuisce tutto Pezzini che riparte per i suoi, apre per Mora sulla destra del gol. Bisogna fare attenzione sulla triplice difesa dei giocatori sulla sponda, portarli a spasso il più possibile. Marchetti, pochi secondi alla fine del possesso, tanto Valdesi appoggia a Capuano che cerca di involarsi ma ha la meglio Marchetti, poi serie di deviazioni che propiziano il possesso di Carrieri, sgambetto da blu su Carrieri, evidentissimo fallo da blu, con cui forse l'arbitro ha inteso compensare quel blu che non aveva dato prima, ma questo era evidentissimo lo sgambetto. Marchetti di sponda per Mora, poi Pezzini sulla destra, ancora Mora, Pezzini, gioca a 2, ottimo suggerimento in diagonale per Marchetti, poi Pezzini. Ancora Marchetti, incerto nel controllo, Mora. Poi in profondità per Carrieri, rimbalza la palla sulla balaustra e Carrieri subisce il fallo. Carrieri, però mancano 5 secondi. Chiede copertura in difesa Mirko Bertolucci, non andarsi a infognare. Tanto c'è questa pallina totalmente sbagliata da parte dei ragazzi della Pumas, che comunque riescono a ricacciarla nella metà campo avversaria. 1 minuto e 3 secondi alla fine del match, sotto di un gol il Prato. Si impossessa della pallina Marchetti, riparte per i suoi, cambia tutto, anzi decide di non cambiare, forse ingenuamente. Poi Carrieri per Marchetti, all'angolo chiuso, ancora Carrieri. Dà respiro alla manovra Carrieri con questo retropassaggio, si cerca di giocare 4 cantoni ma perde la pallina Marchetti. Regolare l'intervento di Marchetti. Mancano 27 secondi, poi Carrieri in possesso alla parte e poi c'è un vantaggio concesso dall'arbitro. Intanto Barbani, tiro deviato dallo stesso compagno, poi lancio in profondità per Carrieri di Marchetti e la sirena dice che può chiudersi qua questo sofferto Pumas Ancora. Ok, Prato vince la Pumas per 5-4. Partita sofferta e in bilico per diversi minuti.
nonostante il doppio vantaggio negli ultimi 5 minuti di gara, si era rifatto sotto il Prato con un contropiede. E finale comunque al cardiopalma, ma sostanziale supremazia sia nei possessi che nelle occasioni create da parte della Pumas. Quindi si può dire anche che questo risultato è stato tenuto in bilico un po' dalle imprecisioni dei ragazzi di Mirko Bertolucci sotto rete, che non hanno dato la zampata nel momento giusto, e un po' da una grande prestazione di Vespi, che ha detto no in diverse occasioni con grandi interventi. Ma è sempre ostica e difficile da attaccare la zona ben eseguita da parte dei giocatori del Prato. Tanti saluti di rito, propri beniamini accorsi comunque in buon numero da Prato. E poi gli ultimi saluti da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci sugli spalti per questo sofferto 5-4. E possiamo ora salutarci. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Ci risentiamo per la prossima partita di Coppa Italia fra le mura domestiche qui a Dorando Petri. Dal Dorando Petri è tutto, a risentirci.